Come GDS abbiamo ospitato, grazie alla collaborazione con l'ITS Meccatronico Veneto, i ragazzi presso la nostra sede in Romania con il progetto Erasmus. Questo va a integrarsi ai ragazzi che già ospitiamo nella sede italiana, di cui siamo estremamente contenti. Il progetto è stato pensato bene, abbiamo programmato cosa potevano fare e abbiamo sperato di trovare ragazzi adeguati ai progetti che noi avevamo pensato e in effetti così è stato. Abbiamo pensato di far accogliere i ragazzi del nostro personale più giovane, che li ha poi seguiti in tutto questo percorso, in modo da metterli a loro agio nel minor tempo possibile. Abbiamo studiato un progetto che ci sembrava interessante, dove i ragazzi, lavorando in squadra, hanno dato il massimo e hanno trovato un macchinario da far partire all'interno della nostra azienda che ha portato subito i frutti. I ragazzi sono stati contentissimi perché hanno fatto un'esperienza bellissima insieme al nostro team, che ha chiamato subito finito l'Erasmus per congratularsi di come è andato il progetto. Riteniamo che l'esperienza all'estero sia un'esperienza importantissima per tutti i ragazzi, non un'esperienza scolastica, non un'esperienza lavorativa, ma soprattutto un'esperienza di vita. Uscire dalla zona di comfort, in famiglia, coccolati dalla mamma o dal papà, dalle uscite con gli amici, e trovarsi all'estero con una lingua diversa, a dover adeguarsi ad ambienti diversi, riteniamo che sia una cosa che dia un valore aggiunto enorme. Lo facciamo sia per i ragazzi dell'ITS presso la nostra azienda, ma anche per gli altri ragazzi dell'ITS, e riteniamo che sia fondamentale come esperienza di vita. Per questo noi spingiamo tutti i ragazzi dell'ITS a iscriversi al progetto Erasmus. È qualcosa che dovete provare perché aiuta a completare le vostre esperienze. Siamo stati così soddisfatti di questo risultato che abbiamo pensato di iniziare subito a organizzare i nuovi progetti, perché riteniamo che sia importantissimo, e siamo già pronti ad ospitare i nuovi ragazzi che dovrebbero arrivare a settembre di quest'anno.